amici di Sgailand, buongiorno. Siamo tornati da Trattoria Isetta, trattoria tipica vicentina dei Colli Iberici e scrigno della tradizione culinaria veneta. Siamo in compagnia di chef Monica, che avete già visto anche in occasione di una precedente puntata di In Cucina con Sgaia. Oggi, Monica, andremo a presentare un antipasto che in realtà non è particolarmente legato alla tradizione veneta, ma ha un ingrediente tipico del territorio e della regione. Un antipasto che la trattoria propone appunto in questo periodo, che quindi potete trovare, ma che potete anche facilmente replicare a casa. Quindi raccontaci un po' in che cosa consiste e i procedimenti mentre vediamo le immagini. È una versione invernale della burrata che noi proponiamo in una versione diversa in estate. Certo. Questa è una burratina affumicata dove noi la scaldiamo leggermente in forno prima e poi la serviamo con della crema di fagioli, del radicchio di Treviso padellato con i pomodori secchi e della pancetta, la nostra pancetta preparata da noi, che viene scaldata in padella e resa fino a renderla croccante. Fino a renderla croccante. Allora, qualche accorgimento, qualche aiuto magari per chi vuole cimentarsi a casa? Consigli per la temperatura della burratina in forno? La temperatura della burrata la mettiamo a 180 gradi per 3 minuti e mezzo, 4. Ok. Ed è più che sufficiente. E niente, bisogna tenersi pronta, bisogna preparare in precedenza la crema di fagioli che io metto prima a bollire. Sì. Quindi si mettono a bagno già la sera prima, quelli secchi, poi il giorno dopo si fanno bollire con carota, sedano, cipolla. Per quanto riguarda il radicchio, usiamo radicchio di Treviso. Sì. Lo tagliamo a pezzetti e prepariamo dei pomodori secchi, anche Sì. quelli tagliati a piccoli pezzi, e mettiamo dell'olio in una padella, spadelliamo il radicchio di Treviso, mettiamo i pomodori secchi e in 2 minuti è pronto. Avete visto una Un ricetta po' di sale e basta. Esatto, quindi una ricetta gustosissima, sgaia perché facile, gustosa e molto rapida da preparare e che dovrebbe incontrare insomma i gusti un po' di tutti, perché non... riscontra, sì, abbiamo avuto un buon riscontro anche noi. Benissimo, e allora grazie ancora chef Monica, alla prossima voi. puntata magari torneremo proprio qui a Trattoria Isetta a Grancona, nella meravigliosa Val Liona. Grazie, arrivederci.